Stamattina a Nuoro viene ricordato Romano Ruju, un nuorese illustre che è scrittore, drammaturgo, poeta, che forse in pochi ricordano. L'ultima commemorazione è stata fatta alla fine degli anni 90, per cui oggi è davvero una grande occasione per riprenderci un po' della nostra storia. Il figlio Massimiliano ci racconta perché questa commemorazione, questo incontro in suo onore. Ma è un'idea che è venuta a mio cuginetto, che in realtà è un estimatore di mio babbo. L'abbiamo voluto ricordare perché in questi 45 anni da quando è morto ci sono stati solo due eventi che sono stati proposti sempre dalla Biblioteca Sebastiano Ossata, uno nel 94 e uno nel 2008. Ora, per carità, diciamo che mio padre ha avuto una vita breve. In quella breve vita però io ho scoperto dopo, perché quando è morto io avevo 8 anni, ho scoperto che aveva avuto tante esperienze con letterati, era molto amico di Costantino Nivola, aveva avuto la conoscenza di Pablo Neruda, lo stesso Barberi Squarotti, che è un professore universitario di Torino, ha fatto la prefazione dell'ultimo suo libro e ne parlavano molto bene. Allora io ho detto va bene, facciamo un incontro in cui ci siano le persone che conoscevano mio padre, che l'hanno frequentata a quel tempo, anche se molti purtroppo sono passati a miglior vita, vista l'età. Però questo incontro l'abbiamo voluto per questo. La scusa è stata quella del 150° dei Muti di Suconnutu, dei quali mio padre ha scritto l'opera teatrale, la versione teatrale.